storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per noi è domenica, è la nostra Pasqua settimanale. Ci troviamo insieme in comunità a spezzare il pane della parola, l'Eucarestia. È Dio che desidera entrare nella nostra storia, nella nostra quotidianità. All'inizio di questa celebrazione, nel segreto del cuore, riconosciamo il nostro peccato. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel tuo Figlio liberi l'uomo dal male che lo opprime e gli mostri la via della salvezza, donaci la salute del corpo e il vigore dello spirito, affinché, rinnovati dall'incontro con la tua parola, possiamo renderti gloria con la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò».
L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo assieme dicendo: il Signore ha rilevato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. In ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E, mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato.
Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Dieci persone gridano aiuto, 10 persone vengono guarite, uno solo viene salvato. I verbi che l'Evangelista usa questa mattina sono verbi interessanti, quasi a separare una guarigione fisica da una conversione del cuore. E ancora una volta c'è quel tema che già nelle domeniche precedenti abbiamo direttamente toccato, che è il tema del miracolo. Umanamente parlando, noi cerchiamo i miracoli dentro la nostra storia, ma questi sono solo propedeutici alla conversione del cuore. Non sempre il miracolo chiesto e il miracolo ricevuto indica una conversione del cuore. Sono segni che vengono regalati per poter continuare il nostro cammino. Ed è proprio un cammino quello che l'Evangelista questa mattina ci invita a fare. Sì, un cammino verso Cristo è un cammino che riparte da Cristo e ritorna a Cristo, e riparte e ritorna. Ecco, questa è la dinamicità che dovremmo vivere nella nostra vita, sia personale, la nostra interiorità, sia di comunità. Andare e tornare, perché troviamo in Cristo colui che è via, verità e vita. Allora permettetemi 2 semplici sottolineature. Luca mette in evidenza come colui che si ferma e torna indietro era un samaritano, cioè non uno appartenente alla cerchia degli eletti. No, interessante, mi piace mettere in evidenza. La bella notizia è per tutti gli uomini, o meglio, per coloro che vogliono ascoltarla. La domanda che faccio a me stesso è: io sono capace di ascoltare questa parola che mi cambia la vita? Oppure sono ripiegato su me stesso e sono legato alle cose esteriori? La seconda sottolineatura è questa dimensione di Cristo. Vedete, apro una parentesi, i 9 guariti seguono la legge, sono stati guariti, devono andare dal sacerdote a verificare e a sistemare la loro situazione legale, sono presi da queste cose. Così presi dalla legge che si dimenticano di dire grazie. Anche noi qualche volta, presi da tantissime cose, ci dimentichiamo ciò che è veramente essenziale, che è Cristo. Allora, questa parola mi invita a farmi delle domande. Ma per me chi è Gesù di Nazareth? La mia fede, come la sto coltivando? Personalmente e comunitariamente. E poi riesco a ringraziare, cioè a riconoscere nel Dio che Gesù è venuto a rivelarmi il motivo per vivere, la forza per andare avanti. Sia lodato Gesù Cristo.
rinnoviamo la nostra fede, domando a me stesso e a voi: credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci vogliamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Eleviamo al Signore la nostra preghiera e insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, in particolare per i diaconi, ministri della carità ecclesiale, perché aiutino le comunità ad avvicinarsi alle necessità dei poveri e dei malati che sono il corpo del Signore. Noi ti preghiamo. Ascolta. Per i governanti, perché mediante iniziative sociali aiutino i cittadini a superare ogni forma di pregiudizio e di discriminazione razziale, vivendo nella concordia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo. Ascolta. Per i familiari dei malati terminali, perché con fede, speranza e carità in Dio accompagnino i loro congiunti all'incontro con l'abbraccio misericordioso del Padre. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché con generosa carità possa essere prolungamento dell'amore di Dio verso coloro che vivono l'esperienza della malattia e dell'emarginazione sociale. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Questa mattina apriremo ufficialmente l'anno catechistico per i bambini e i ragazzi della nostra comunità. Vivremo durante la messa delle 11:30 il mandato ai catechisti. E allora vi invito a pregare perché nella nostra comunità tante persone si sentano chiamate e diano la disponibilità ad accompagnare famiglie, ragazzi, giovani, nell'incontro con Cristo a nome della comunità stessa. Preghiamo perché anche la nostra parrocchia sappia rinnovarsi alla luce del Vangelo, soprattutto sappia incontrare Cristo e sappia incontrare e portare Cristo a chi è lontano dalla comunità. Per questo preghiamo. Nel cuore portiamo tante preghiere per le persone a noi care, viventi, per coloro che sono ammalate, per coloro che vivono momenti di difficoltà anche a causa del lavoro. Per Cristo, nostro Signore. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel vino puro che t'offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici.
Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti in tutte grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua lode. Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede, annunciamo. O Padre, celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa
diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Suor Fernanda e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, delle persone a noi care, abbi misericordia. Donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi Ermagora, Fortunato, Eufemia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A una sola voce preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guarda ai nostri peccati e ai nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Dona pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di Corpo e sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna. Chi mangia di me, vive di me. Chi mangia di me ha la vita eterna, dice il Signore.
Signor, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla Basilica, vi invito, uno per nucleo familiare, a portare a casa il libretto che l'Arcivescovo Carlo ha scritto per tutta la nostra diocesi e anche quindi per la nostra comunità. La lettera pastorale per questo secondo anno del cammino sinodale, per questo nuovo anno pastorale. Ci sono delle indicazioni che riguardano tutti noi in virtù del nostro battesimo e poi anche delle azioni concrete da perseguire all'interno di tutta la comunità della diocesi. È un cammino interessante che l'Arcivescovo ci invita a fare. Ovviamente per farlo bisogna almeno conoscerlo. Allora l'augurio grande che vi faccio è veramente di prenderlo una coppia per famiglia, è gratuito, quindi non si prende e si legge però, ecco, se no non ha senso prenderlo. E in questi giorni poi abbiamo anche lanciato una nuova applicazione per lo smartphone, io so che voi lo avete, la maggior parte di voi, dove trovate tutte le informazioni e le notizie della nostra comunità in tempo reale. Credo che possa essere uno strumento in più di dialogo all'interno della parrocchia. Prendete insieme, che lo trovate anch'esso in fondo alla Basilica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti. È posta qui sul promontorio del Monte Cavallo e luogo di culto probabilmente dei pastori del tempo, ecco.
perché la montagna era luogo abitativo, luogo di lavoro. Però quello che ha cambiato il volto di questa chiesa è proprio questo fatto che la tradizione orale ci consegna, e cioè l'apparizione della Madonna ad Antonio Zampara, un contadino anziano qui di Costa di Aviano, che nel 1510, l'8 settembre, appunto vive questa esperienza particolare. Stava andando a cercare una servitù per il suo campo, un aiuto per il lavoro dei campi, era preoccupato e racconta che una giovane donzella, un po' eterea, un po' celeste, lo invita a sollevarsi e a non preoccuparsi. Ecco, dopo nel dialogo la Madonna chiede esplicitamente a questo contadino, Antonio Zampara, di far penitenza e pregare, lui, la sua famiglia, per 8 sabati di seguito, per i peccati degli uomini, naturalmente in maniera eminente le bestemmie, come sempre, e anche di far pregare e far penitenza anche alla popolazione. La popolazione rispose e la Madonna chiese anche gli fosse dedicata una chiesa e un altare. L'apparizione probabilmente avvenne vicino a Costa, dove c'è un capitello che ne fa memoria, però la chiesa e l'altare gli fu dedicato in questa antica chiesetta, e questo fu il motivo, diciamo così, il fatto che diede rilancio a questo luogo di culto, facendolo diventare un santuario. La chiesa dunque non ha mai ufficializzato, vescovi non hanno mai ufficializzato l'apparizione, che è stata però notarilmente trascritta nel 1712, proprio come testimonianza diciamo così sicura, almeno la gente ha voluto renderla più sicura con questo atto notarile. Però i vescovi, anche se non approvarono questa apparizione, riconobbero che questo era un luogo di culto e di meta di pellegrinaggi. Il vescovo Honores, alla fine del 1500, esattamente nel 1584, in una visita pastorale, registra che il santuario è luogo di pellegrinaggi frequenti nelle feste mariane. Quindi si riconosce almeno questo, che era santuario, e la gente proveniva dalle montagne, non solo dalla pianura, dalla zona del Cansiglio e dalla zona della Valcellina, attraverso le montagne, convergeva soprattutto l'8 settembre, festa titolare del santuario, ecco, in questo luogo. Prima ancora che esistesse naturalmente la strada, solo i sentieri erano luogo di percorrenza di pellegrini. E a ricordare appunto questi sentieri, recentemente è stato ripristinato un sentiero che proprio i pellegrini percorrono arrivando al santuario. È un ricordo per la devozione del primo sabato del mese, ma cosa c'è in questo percorso? Ecco, i parrocchiani di Marsure, i volontari della Proloco, gli alpini hanno voluto rendere questo omaggio nel 500° anniversario del santuario, ripristinando l'antico sentiero attraverso cui salivano i pellegrini. Nel terreno boschivo del santuario abbiamo fatto un percorso e l'abbiamo chiamato Via di Maria, un percorso devozionale segnato da 5 stazioni in pietra locale, lavorate appunto dai volontari, con 5 bellissimi mosaici della scuola del mosaico di Spilimbergo, e questi mosaici rappresentano i misteri principali della vita di Maria, dall'Annunciazione alla Gloria. Un percorso che noi facciamo ogni primo sabato del mese alla sera, alle 20:30, e lo facciamo proprio perché la Madonna ci aiuti a salire al santuario da pellegrini. Oggi la fisionomia del pellegrinaggio si sta un po' smarrendo nello stile del turismo religioso. Noi abbiamo voluto anche riqualificare il venire al santuario attraverso una pratica devota che impegna il pellegrino a camminare, a salire, a pregare, al ritmo del rosario. E certamente anche la collocazione appunto sulla costa del monte aiuta. E era il completamento naturale, questa Via di Maria, di un santuario posta sul monte. Il Salmo dice: chi salirà al monte del Signore, chi ha mani innocenti e cuore puro.
bisognava poter salire come pellegrini, quindi la via di Maria, e penso, a riconoscimento di tutti, è il completamento della fisionomia di questo santuario, che attrae proprio per la sua posizione. Forse il suo carisma più grande è questa posizione nel invitare la gente a salire e guardare le cose dall'alto. Ecco. Naturalmente il santuario ha avuto i ritmi e la vita delle feste mariane fino alla fine dell'Ottocento. Probabilmente i pellegrinaggi sono cresciuti e alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento il parroco Don Burigana pensò di ricostruire il santuario e ampliarlo, e nel 1908 assunse questa forma che noi vediamo, caratteristica in pietra, anche se un po' incompleta, perché l'ambizione del parroco era di fare un grande porticato d'ingresso molto solenne, ma la guerra era ormai imminente. E questo santuario che oggi ci è consegnato è diventato meta di pellegrinaggi nel fine settimana, costantemente ogni fine settimana, dal 1964, quando il parroco Don Dino De Carlo fece costruire la strada, fece fare la strada anche con l'aiuto delle forze americane, della base, e questa strada è diventata veramente l'invito a tutta la popolazione così ad accedere al santuario, alla Casa di Maria, con maggiore frequenza. L'altro aspetto molto importante è la possibilità di vivere anche un momento comunitario in questo santuario, e nel 1998 è stato costruito anche un edificio con delle sale, con delle strutture di cucina autogestite per le parrocchie che vogliono vivere l'esperienza del pellegrinaggio domenicale come un momento anche di ricostruzione della comunità. Quindi il salire pregando, la celebrazione e la mensa comunitaria, la festa, ecco, il recupero del senso della festa, e il santuario dà queste strutture come possibilità a tutti i gruppi. Questa è una bella esperienza. Poi naturalmente abbiamo voluto anche riprendere un po' la devozione alla Madonna di Fatima attraverso la preghiera sostenuta dalla famiglia del Cuore Immacolato, un gruppo che qui ha sede nella preghiera. Ogni 13 del mese noi facciamo il rosario e una breve processione intorno al santuario, sempre alle 20:30. Queste sono le proposte così ordinarie, mensili, e naturalmente poi tutte le altre celebrazioni che sono in programma per il Giubileo. Non dimentichiamo che questo santuario beneficia dell'indulgenza plenaria. Certamente il Vescovo ha voluto ottenere dal Santo Padre l'indulgenza plenaria per tutto l'anno giubilare, che va da settembre scorso all'8 settembre 2010, e quindi salire pregando, confessandosi, e c'è la possibilità anche del servizio di un frate qui al santuario ogni domenica, e pregando in comunione con la Santa Chiesa e il Papa, ecco la possibilità di ottenere questo dono di grazia, di misericordia, che non è meno necessario oggi rispetto ai pellegrini del 1300. Chi arriva in auto al santuario trova l'ampio parcheggio, ma trova una lapide bronzea che ricorda proprio l'apparizione, Don Alessandro. Sì, nel maggio del 2007 abbiamo voluto inaugurare con il Vescovo questo monumento che fa memoria appunto della apparizione consegnataci dalla tradizione. Abbiamo voluto cogliere il momento più, diciamo così, evocativo di questa apparizione, quando la Madonna invita il contadino ad alzarsi: orsù, sollevati, non temere, perché la gente porta dentro di sé tante paure oggi e ha bisogno di luoghi come questi per risollevarsi. Abbiamo voluto come parrocchia, e in questo senso è molto meritevole il lavoro dei volontari che a mano hanno realizzato tutto questo, fare questo monumento perché chi arriva in auto sia subito aiutato ad entrare nello spirito del santuario, riconoscendolo come luogo sacro scelto da Maria, e aprirsi all'esperienza dell'incontro con Dio. Infatti è molto significativo questo arco che vuole essere come una porta attraverso cui si è invitato ad entrare per incontrare Dio, una porta con un arco
spezzato, perché si apre sempre verso l'infinito, no? Nessun arco può trattenere la grandezza di Dio che Maria ci comunica. E penso che quest'opera sia un bel segno della devozione dei parrocchiani che hanno curato il santuario per tanti secoli e lo hanno consegnato a tutta la diocesi, ecco, non lo hanno tenuto per sé, insomma, ma ne hanno fatto una missione verso tutta la diocesi. All'interno la statua della Madonna del Monte nell'altare, che attualmente è l'altare principale, ma prima della ristrutturazione, appunto agli inizi del Novecento, non era così. Infatti questa è l'immagine della Madonna posta nel 1938 nel nuovo altare, quando fu ricostruito completamente il santuario e assunse questa forma a crociera, e quindi fu costruito appunto il presbiterio e la navata d'ingresso. Nel presbiterio questo altare in marmo di Carrara ospita l'immagine benedetta da Pio XII e l'immagine, il volto che tutti i pellegrini incontrano appena arrivano al santuario, e forse il più caro. Tuttavia le immagini venerate al santuario sono sempre state due, anche prima di questa, perché l'immagine cara soprattutto ai parrocchiani che conoscono di più le origini del santuario è l'immagine del Cinquecento, fatta da scultori cenedesi che custodiamo gelosamente, ed è un'immagine appunto della Madonna in trono ed è venerata sull'altare appunto tutto dorato che ospitiamo entrando alla nostra sinistra attualmente. Ma già anticamente, appunto, ho detto, c'erano due immagini, questa del Cinquecento ed un'altra immagine di una Madonna vestita, venerata nella cappella a lei dedicata probabilmente dopo l'apparizione, e si trovava nell'altare del Seicento, ecco, che invece abbiamo entrando alla nostra destra. Ora al suo posto, dopo la riforma liturgica, è stato posto l'immagine di Gesù misericordioso. Quindi abbiamo in sostanza nel santuario due altari molto preziosi, uno del Seicento e l'altro più antico della fine del Cinquecento. E questi sono i due pezzi più pregiati del santuario. Poi abbiamo delle espressioni moderne invece di devozione. Ecco, abbiamo un'annunciazione dell'artista Boato molto stilizzata, molto moderna, e poi abbiamo una madre del Redentore, una madre di tutti i popoli, del Pozzi, un artista carnico, ecco, che mostra invece la drammaticità della passione. Il santuario è stato appunto ristrutturato completamente nel 1908 ed ha assunto la forma attuale con una bella cupola. La cupola è proprio il simbolo dell'apertura verso il cielo, verso l'infinito. Questa è stata la volontà di Don Burigana, che lo ha ricostruito su un disegno dell'architetto veneziano Ranieri, e hanno voluto dare questa impostazione con questo ingresso che dà alla pianura proprio per valorizzare l'antica scalinata che i pellegrini facevano. Quindi il santuario ha assunto la forma del cammino dei pellegrini e la Madonna guarda verso la pianura sulle parrocchie, ecco, della zona. Anticamente invece l'ingresso del santuario era esattamente alla mia destra e quindi il presbiterio era posto verso oriente, così come tutte le chiese anticamente erano impostate. Il santuario consisteva soltanto in una navata ed era appunto questo transetto ed era anche più basso e quindi era molto limitato. Probabilmente l'afflusso dei pellegrini ha spinto a ristrutturarlo e a dargli questa forma un po' classica, ma sobria allo stesso tempo. È stata zona di guerra il Friuli e due importanti pezzi si sono salvati dalla guerra. Certamente nella prima guerra mondiale l'esercito austriaco campeggiava esattamente in queste pianure
e razziava tutto, non solo il bestiame ma soprattutto anche le campane per fare cannoni. E il parroco, rischiando anche la vita, perché era penale l'atto, nascose le antiche campane del santuario, una del 1795 ma quella più antica del 1680, e le nascose e le recuperò dopo la guerra. Noi abbiamo in esposizione ora le antiche campane, forse tra le più antiche del Friuli, e naturalmente nel campanile, che ancora risale al 600, ecco, abbiamo posto delle nuove campane. Avete iniziato dunque il vostro anno giubilare, come proseguirà poi nel 2010? L'anno giubilare proseguirà dando particolare enfasi a tutte le feste mariane qui al santuario. Ogni domenica abbiamo 2 messe, una alle ore 11, una alle ore 17 nel periodo invernale, 18 nel periodo estivo, e la prefestiva. Tutte le celebrazioni più importanti della Madonna avranno una maggiore rilevanza per partecipazione, per solennità, ma poi ci saranno alcuni appuntamenti diocesani. In particolare i prossimi appuntamenti qui in novembre è la riunione di tutti i consigli pastorali della zona, dei catechisti della diocesi, l'11 febbraio in particolare la riunione di tutti i malati, le associazioni di volontariato per i malati, Unitalsi, Volontari della Sofferenza, insieme al Vescovo per pregare appunto la Vergine nella ricorrenza di Lourdes. Ecco, quindi queste sono le principali ora in programma prossimo. Questo era il viaggio dunque nel santuario della Madonna del Monte a Marsure di Aviano, facilmente raggiungibile perché davvero a pochi passi dalla base militare, dall'aeroporto di Aviano, è facilmente raggiungibile e ben indicato per chi volesse passare e vedere appunto questo santuario sulla strada che porta a Piancavallo. Il nostro viaggio proseguirà ancora in diocesi di Concordia Pordenone anche la settimana prossima. Saremo questa volta in città, quindi in un contesto davvero completamente diverso, addirittura davanti alla fiera di Pordenone, un luogo molto trafficato, ma dove c'è un altro santuario intitolato alla Beata Vergine delle Grazie, attualmente affidato alle cure dei monaci benedettini di Vallombrosa. È un posto anche artisticamente molto bello, molto colorato, completamente diverso da quello che vi abbiamo proposto oggi e che potrete rivedere sul nostro canale YouTube www.youtube.it/Telechiara Produzioni o anche nella nuova collocazione oraria del nostro palinsesto, quindi il giovedì pomeriggio alle 16 e in replica il martedì successivo alle ore 22 dopo Insieme da Aquileia.